Eccoci insieme per un altro approfondimento, un'altra intervista con un nostro ospite. Parliamo questa volta di vacanze, ma tra virgolette, perché dobbiamo affrontare la questione delle agenzie di viaggio. Hanno sofferto tantissimo, molte purtroppo non ce l'hanno fatta a livello nazionale, altre sono sopravvissute, hanno avuto difficoltà, bisogna capire quanto sono state anche ristorate o no, adesso se c'è o non c'è una ripresa, il ruolo che giocano, che è sempre stato strategico per le vacanze degli italiani, soprattutto per chi voleva avere una certa tranquillità, una certa comodità anche di organizzazione, per chi voleva andare sia in Italia ma soprattutto poi all'estero, in destinazioni lontane. C'è ancora l'estero, qual è l'estero di destinazione e quale estero può organizzare un'agenzia di viaggio? Quali sono le incombenze in capo a queste entità che sono partner del nostro tempo libero, in cui comunque si fa anche un investimento emotivo ed emozionale, non scarico emotivo, però vedremo cosa ci racconta il presidente di Fiavet Veneto, Federazione appunto delle agenzie di viaggi di Confcommercio, Giancarlo Reverenna, che è anche in giunta in Consiglio nazionale, sempre Fiavet. Ben arrivato qui con noi, Presidente. Grazie infinite per l'invito. Allora, situazione che avete affrontato, lo si capisce, insomma, nessuno andava più in agenzia di viaggio, non si poteva andare da nessuna parte, manco nella città vicina, l'agenzia è servita ben poco. Vi hanno aiutato? Allora, ci hanno aiutato nel senso che noi ci siamo trovati catapultati, come la gran parte degli italiani peraltro, in una situazione per la quale dal 26 febbraio 2020, data in cui per noi è cominciato il reale lockdown, a vivere una situazione paradossale, perché l'attività delle agenzie di viaggi è basata fondamentalmente sulla possibilità di spostamento. Quindi, essendo inibito lo spostamento, qualsiasi destinazione, anche se di fatto come agenzie eravamo sempre aperti, se non altro per garantire un rapporto di continuità con i nostri clienti, di fatto è come se fossimo stati chiusi. Lo è stato, e lo è stato parzialmente così fino a qualche mese fa. Da maggio, vorrei dire, da che Draghi ha voluto anticipare la notizia sul Green Pass rispetto ai nostri colleghi europei, tant'è che dal 1° di luglio si dovrebbe rendere attivo al 100%, ha cominciato a muoversi perché le persone hanno cominciato ad acquisire quel desiderio che è sopito e che per un anno hanno sopito nel loro desiderio di far vacanza. Non abbiamo avuto una situazione dal punto di vista economico che ci ha fortemente sostenuto, ristorato. Siamo ancora in attesa di alcuni ristori dell'anno scorso, il 40% dei nostri colleghi non li hanno ancora percepiti. Non è ancora chiaro come ci vedrà coinvolti la situazione rispetto alla enunciata ristoro dei ristori bis del decreto sostegni. C'è una quota parte che era un residuo che non è stato utilizzato dal vecchio Ministero Beni Culturali e il Turismo, oggi finalmente solo Ministero del Turismo, che però non è ancora dato sapere quali saranno i requisiti, ce l'hanno solamente annunciato come proiezione, come possibilità. Sta di fatto che sono stata poca cosa, in 1000 rivoli e con scadenze da calende greche, che quindi non ci hanno permesso di sopravvivere in modo sereno. Chiaro. A fronte di tutto questo, le agenzie di viaggio adesso ricominciano a respirare oppure hanno ancora difficoltà? Cioè l'italiano pensa alla vacanza attraverso l'agenzia o si arrangia in qualche modo? E quali sono un po' le destinazioni preferite? Allora, le racconto un aneddoto per cercare di dare la dimensione della cosa. Noi respiriamo ancora un po' con il bocchettone dell'ossigeno. Siamo come quei sub che stanno facendo il primo corso per imparare come si utilizza il bocchettone, che aiutati dal loro maestro ogni tanto lo usano, ogni tanto lo tolgono. Dico questo perché? Perché se il messaggio che passa è quello legittimo dal punto di vista statale, ci mancherebbe, di utilizzare come destinazione prioritariamente l'Italia, e quindi questo va a favorire giocoforza un turismo fortemente di prossimità o comunque limitato nello spazio perché è legato all'Italia,
per l'agenzia di viaggio, nella loro accezione canonica e tradizionale di curare il viaggio vacanze, non è sufficiente per poter essere sostenibile e rendere sostenibile la propria attività. Noi abbiamo bisogno di poter muovere utilizzando il mondo. Oggi il mondo non è utilizzabile a pieno, e dove è utilizzabile prioritariamente è nelle destinazioni, visto che ieri è cominciata l'estate, le destinazioni prioritarie sono ovviamente tradizionalmente quelle del bacino del Mediterraneo. Di queste alcune comunque non sono ancora attive, vedi tutto il Nord Africa e vedi l'Egitto non è ancora attivo, mete che tradizionalmente facevano grandi numeri. Ok? E non ci sono ancora tutti i voli, per cui molti limiti sono legati ai voli. A questo aggiungi il fatto che di quei voli non tutti hanno la possibilità di capienza piena per ottemperare i protocolli sanitari, quindi c'è un limite anche in termini di capienza, con la conseguenza che questo ha elevato i costi di gestione negli spostamenti, e questo lo si evince. Basta guardare banalmente in qualsiasi sito di prenotazione online, anche per coloro che amano curare il viaggio in autonomia. La parte positiva nella negativa, vediamo il bicchiere mezzo pieno, è legato al fatto che l'aumentare di tutte queste moduli, protocolli sanitari, situazioni di pandemia che non è ancora chiaro come si stanno sviluppando all'estero in particolar modo, fa sì che l'agenzia di viaggi è diventato l'unico presidio, come dire, sanitario serio ed efficace, perché noi abbiamo dovuto aumentare le nostre conoscenze per quanto riguarda i moduli da riempire in tutti quanti i paesi di riferimento per poter curare al meglio l'assistenza e rendere sereno e sicuro il viaggio e le aspettative che legittimamente le persone hanno. E quindi nell'agenzia si sta ritrovando, oltre al gusto personale del contatto e del rapporto con i propri clienti, anche la capacità di riuscire a tranquillizzare e rendere sicuro il viaggio e recuperare questo lavoro che in quota parte, ma comunque c'è e ci sarà anche per il futuro, veniva meno nell'utilizzo dell'agenzia. Sta di fatto che c'era ieri una statistica non fatta da Fiavet e Confcommercio, per cui sono esentato dall'essere di parte, ma da altri colleghi, che raccontava che, fatto 100 i clienti che desiderano andare in vacanza in Veneto, il 14% va all'estero, il 36% va in Italia, il rimanente 50% o si muove nell'ambito regionale o si muove per periodi brevi legati al weekend. Questi sono numeri che per lo svolgimento dell'attività di agenzia non fanno sì che l'agenzia possa dire ce l'abbiamo fatta, la stiamo sfangando. Probabilmente, e io auspico che ovviamente che così sia, noi stiamo già ragionando in proiezione marzo 2022 con l'inizio della nuova stagione. Cioè auspicando, perché non penso che ci siano persone che prenotano per il prossimo anno? No, non ci sono persone che prenotano per il prossimo anno, ma tenga conto che molti dei colleghi agenti di viaggio, oltre che a preoccuparsi di curare la vacanza in senso lato, svolgono anche l'attività di tour operating, chi come me in incoming, e quindi per far venire le persone in Veneto o a godere dei nostri territori, chi come altri colleghi per altre mete, per cui stanno già preparando la stagione 2022. Quindi con un lavoro diverso però. Con un lavoro sì, completamente diverso, che per il momento non produce remunerazione. Assolutamente. Ma solo programmazione. Quando, allora, valutazione di ieri, per capire anche un po' il lavoro che viene svolto nelle agenzie. Chi è adesso, chi era ieri l'agente di viaggio, quindi l'agenzia, che ruolo aveva fino a ieri? Col fatto che abbiamo internet, perché c'è tutte le prenotazioni, e come è cambiata e si prospetta cambierà un domani, cosa diventerà, cosa potrebbe diventare? Ma il mondo delle agenzie di viaggi è molto particolare. Guardi, io la settimana scorsa ero in Grecia. Siamo stati invitati come federazione nazionale dall'Ente del Turismo Ellenico, il quale ci ha accolto in maniera splendida, un'accoglienza inaspettata e piacevolissima.
il messaggio che loro hanno voluto dare e passare, ovviamente nella speranza che questo provochi delle attenzioni per le loro destinazioni, era legato al fatto che tutte le isole della Grecia sono Covid free e quindi sono facilmente fruibili, ma soprattutto il messaggio che hanno voluto dare insieme a noi è stato proprio la dimostrazione che dimostrare ai nostri clienti e ai nostri ospiti che viaggiare si può e si può fare in maniera sicura, tranquilla e serena. Soprattutto. E quindi si può ritornare a godere, anche se con le piccole limitazioni alle quali a mio avviso ancora fino alla fine dell'anno dovremmo soggiacere. In Grecia pronta sostanzialmente ad accogliere. In Grecia hanno fatto una politica secondo me fantastica, perché loro non hanno fatto altro che fare una disamina di quello che era i valori di fatturato per il loro paese più importante. Il turismo in Grecia rappresenta il 40% del loro PIL. Di questo 40% l'80% si realizza nelle isole. Le isole, sulle oltre 1200 isole esistenti, 240 sono quelle abitate, che rappresentano meno di 2 milioni. Lo Stato in maniera molto semplice ha detto: vacciniamo prima tutti quelli, perché sono coloro che ci garantiscono il nostro immediata ripartenza e futuro. Hanno avuto una visione lungimirante, furba, scaltra, ok, e su questo hanno lavorato, tant'è che loro nella loro comunicazione sono stati sicuramente il primo paese del Mediterraneo che ha comunicato questa cosa. Non voglio eludere la domanda che mi ha fatto. L'agenzia di viaggi che avevamo nel 2019. Nel 2019 era un'agenzia di viaggi che era molto votata a costruire le vacanze per i propri clienti, molte erano famiglie, ok? Che quindi almeno una volta all'anno, oltre alla classica vacanza, poi noi abbiamo, mi passi l'interruzione, abbiamo la fortuna di vivere in una regione per cui uno che risiede a Padova o provincia, nell'arco di 100 chilometri, se deve dar soddisfazione al proprio figlio piccolino, può andare tanto al mare quanto in montagna e godere nella stessa ugual maniera per quelle che sono le aspettative dei bambini, in modo sicuramente bello. E anche come gestione in termini di servizi delle nostre strutture ricettive, la gran parte sono attrezzate. Pensi solamente al bacino del mare del nord Adriatico, dove abbiamo la più grande realtà europea legata ai villaggi turistici, è sicuramente uno degli ulteriori primati che la regione esprime. Chi andava in agenzia era quella settimana di vacanza che la mamma e il papà volevano anche gratificare se stessi e che quindi volevano godere di un'altra vacanza, spesso in Italia e quindi o nelle isole o in Sud Italia, qualora andassero in agenzia, o nel bacino del Mediterraneo durante il periodo estivo. E poi c'era la fascia media che allungava e permetteva di allungare la stagione arrivando all'inverno utilizzando tutto il Mar Rosso, perché ci permetteva, il Mar Rosso per la gran parte degli operatori rappresentava il 30% del loro fatturato, per cui era una meta molto importante, per poi andare sulla fascia alta che durante il periodo invernale godeva delle mete extraeuropee e soprattutto legate ai paesi più esotici che andavano dai Caraibi come all'Oceano Indiano ed altre situazioni di questo tipo. Ma il mondo delle agenzie di viaggi è estremamente variegato, perché se lei veniva alla riunione che abbiamo fatto ieri, su 50 agenzie di viaggi non ce n'era uno che faceva lo stesso lavoro. C'era chi si preoccupava del turismo scolastico, c'era chi si preoccupava del turismo su gomma, quindi tutti quanti i viaggi in pullman, c'era chi si occupava di business travel, che sembra... Sì, un altro aspetto molto importante. Esatto, sembra paradossale in una situazione internet per cui sembra che sia tutto quanto estremamente velocizzato e facilitato. Però se non hai chi ti si occupa in modo serio, coscienzioso, è tutto un trasferimento di lavoro di diverse Noi persone. Noi abbiamo dei colleghi in Regione Veneto che fatturano qualcosa come 15-16 milioni di euro solo di business travel, cioè significa che gestiscono
tutte le trasferte del personale professionale di qualsiasi livello delle nostre più grandi aziende in giro per il mondo, e ne abbiamo parecchie, okay? Così come banalmente anche le trasferte delle squadre di calcio, okay? E che quindi hanno la necessità in tempi brevissimi di dare risposte certe, perché chi si muove per lavoro non può permettersi né di perdere voli né di far saltare appuntamenti, e quindi si appoggiano alle agenzie di viaggi. Perché? Perché l'agenzia di viaggi ti toglie quella necessità di tante piccole attenzioni che necessita l'attività di spostamento, che qualora fossero gestite in casa vuol dire avere una persona che si occupa solo di quello, e quindi togliere risorse magari a attività prioritarie legate alle aziende che godono di questi servizi, con attenzioni diverse che non sono quelle che è nelle aspettative del loro datore di lavoro magari. Quindi l'agenzia, nonostante internet, ha avuto fino adesso un suo perché. Sì, ma continuerà ad averlo. Ma infatti volevo dire, ma adesso nel fatto che sia stato tolto, lei non ha menzionato il turismo viaggio, viaggio avventura, viaggio vero e proprio, quindi itinerante, paesi lontani, mete particolari, paesi stranieri, anche difficili a volte, dove diventa importante rivolgersi a un tour operator, quindi attraverso un'agenzia viaggi, avere coperture assicurative, avere un viaggio organizzato nei dettagli più particolari, e quindi lì credo sia, o c'è un bravissimo organizzatore, uno si dà da fare e lavora tutto un bel periodo di tempo, oppure si rivolge a un'agenzia seria, qualificata, e anche quello, il rapporto con i grandi tour operator è venuto meno adesso. Cosa stanno facendo? Cioè Allora, non c'è più niente, c'è qualcosa? No, non è che non c'è più nulla. Io non più tardi di una settimana fa ho avuto una call con i miei colleghi della Regione Veneto, e a molti di loro, un po' anche per provocazione, perché abbiamo la necessità di ritrovare le energie di ricarica emotiva forti, perché ovviamente la situazione ha un po' depresso anche lo status dal punto di vista professionale. Io ho detto: ragazzi, in maniera molto semplice, dobbiamo tornare a fare gli agenti di viaggio. L'agente di viaggio è colui che non ti offre il pacchetto predefinito e precostituito, ma è in grado di supportarti con la sua sapienza, con la sua conoscenza, o anche con la sua banale semplicità di informarsi per darti il meglio nelle situazioni e nelle aspettative del cliente, in maniera certa, professionale, con sicurezza, con garanzie e tutele. Perché una cosa è la passione del singolo, che ci sta, è nella normalità di ognuno di noi, magari per curiosità smanettare quando si è a casa, perché si comincia a fantasticare su quello che è il weekend della prossima settimana, o il cosa, come e con chi farlo. E ci sta, ma quello non verrà mai meno. Quello che invece le agenzie di viaggi sono in grado di dare è che oltre a fornire la loro professionalità in termini di conoscenza o di capacità di sapersi informare, perché conoscono i canali a cui rivolgersi per poter dare le maggiori e più corrette informazioni, è quello di essere in grado di tutelare il cliente. Oggi l'agenzia di viaggi è l'unica attività commerciale che per legge, oltre che a fornire un'assicurazione di responsabilità civile e di organizzazione dei viaggi, fornisce anche una tutela e una garanzia nel caso di insolvenza. Cioè ognuno di noi, per espletare la nostra funzione di agente di viaggio, deve pagare, deve sistematicamente ogni anno certificare, scade alla fine di giugno, per cui siamo prossimi, e mandare comunicazione alla regione che abbiamo ottemperato alle nostre scadenze, un fondo di garanzia che la legge europea e lo Stato italiano ha richiesto per poter tutelare il cliente. Il messaggio che a me piace dare ai nostri ospiti e clienti è quello di rivolgersi agli agenti di viaggio con estrema fiducia. Perché? Perché oltre a tutte queste caratteristiche sono in grado di rispondere in maniera esaustiva a quelle che sono le loro aspettative.
e hanno anche la delicatezza e l'umiltà di saper dire mi informo per poterle dare maggiori tutele e garanzie. E quindi maggiore sicurezza. Allora la interrompo un attimo, parleremo anche naturalmente di quelle che sono le destinazioni, consigli, suggerimenti, perché poi c'è anche l'aspetto molto piacevole della cosa. Pubblicità pochi secondi, torniamo insieme tra poco, state con noi.